17:29, buon pomeriggio, edizione straordinaria per aggiornarvi come tutti i giorni su questa emergenza sanitaria. E subito vi diamo i dati del report, però di questa mattina. Vi ricordo che quello di questa sera arriva intorno alle 19. Questa mattina erano più 106 le persone positive, quindi un aumento rispetto a ieri sera. 10.800 quindi i casi attualmente positivi, 13.902 invece sono le persone in isolamento domiciliare sempre in Veneto. Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 1.388 con un meno 15, quindi un dato positivo perché sono diminuite le persone ricoverate in ospedale, mentre sono 209 le persone in terapia intensiva, anche qua un dato negativo, quindi con meno 5 persone. Purtroppo ancora 9 i decessi da ieri sera a questa mattina. Vi ricordo appunto che il secondo report della giornata arriva intorno alle 19, quindi ve lo potremo proporre nel corso dei nostri telegiornali. Per quanto riguarda invece subito una notizia che arriva da Verona, dove la Guardia di Finanza di Legnago ha denunciato 2 imprenditori per aver commercializzato 15.000 mascherine con un ricarico, pensate, tra il 130 e il 400%. I finanzieri hanno scoperto che una ditta di Minerve aveva notevolmente incrementato il proprio volume d'affari proprio grazie alle vendite effettuate a 15 farmacie. Nell'ultimo triennio la ditta aveva registrato un volume d'affari di circa 30.000 euro all'anno e la vendita di mascherine gliene aveva fruttate 36.000 in questa settimana. È stato così accertato che la ditta veronese si era rifornita da una società bresciana di 2 distinte forniture di mascherine, le FFP2 e quelle chirurgiche. Le prime le aveva rivendute alle farmacie del Basso Veronese con un ricarico medio per le prime tra il 300 e il 400, mentre per le seconde tra il 130 e il 170%. Ed ora una buona notizia, perché entro fine settimana saranno evase tutte le richieste dei famosi 600 euro. Sentiamo proprio, ce lo spiega il direttore dell'INPS Veneto, Pone, sentiamo. Entro questa settimana finiamo di pagare tutte le domande ricevute. Considerate quindi il 1° aprile, il primo giorno, con tutti i problemi che ci sono stati per via della concentrazione delle domande in quel fatidico giorno, oggi siamo il 16, per il 18 noi contiamo di aver chiuso completamente la partita pagamenti sulle domande per Più che una rassicurazione è una vera e propria tabella di marcia quella che arriva dall'INPS regionale. Dopo l'avvio difficile del 1° aprile con il tracollo informatico del sistema, la sede regionale dell'Istituto di Previdenza ha ingranato la marcia, soprattutto per quanto concerne le richieste dell'indennità di 600 euro per autonomi, partite IVA stagionali, oltre 320.000 in tutto il Veneto. Restano le difficoltà derivanti da errori materiali nella compilazione delle domande. Molto spesso le persone hanno sbagliato l'IBAN e quindi la banca ci segnala, noi abbiamo fatto il mandato di pagamento e la banca ci sta dicendo: guarda, questo signore in realtà non ha un IBAN di questo tipo, e quindi noi a quel punto queste anomalie le dobbiamo gestire contattando la persona. Altro capitolo, quello relativo alla cassa integrazione ordinaria, con le richieste che continuano a confluire a ritmo serrato, passando in un solo giorno da 14.700 a 16.100. Stiamo lavorando a un ritmo in cui definiamo il doppio del numero di domande che riceviamo giornalmente. Facciamo un esempio: ieri, 15 aprile, abbiamo ricevuto 1.394 nuove domande di cassa integrazione, ma ne abbiamo definite 2.710. Calcolatrice alla mano, dall'INPS arriva un termine. Nel giro di 6 giorni, secondo il nostro programma di lavoro, dovremmo abbattere la giacenza che si era accumulata nei giorni di predisposizione delle procedure informatiche di lavorazione, che è pari a 8.864 domande. Da ultimo il tema dei congedi parentali, con la proroga arrivata nelle ultime ore dal Ministero, da qui l'invito. Già da stanotte le procedure sono state regolate e già stamattina, per chi lo desidera tramite i patronati o individualmente, è possibile inserire anche periodi successivi al 13 aprile, cosa che fino a ieri non era possibile.
Ed oggi durante la consueta conferenza stampa del governatore Zaia ha parlato anche di turismo, dice faremo un progetto ad hoc per il turismo per dare agli operatori del settore certezza, lo ha annunciato quindi il presidente Zaia proprio questa mattina e ha spiegato di aver invitato i direttori generali la cui ULS ricade su località turistiche di sentire gli operatori per cercare di avere indicazioni per poi stilare un piano preciso. E noi adesso ci colleghiamo con il sindaco di Abano, Federico Barbierato, che appunto lo vedo già sullo schermo. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sindaco, dunque, si parla di turismo, di un rilancio, com'è intanto la situazione lì per voi alle terme? Ma è evidente che è una situazione di attesa, è evidente che abbiamo tutta la città all'80% ferma perché diciamo che quasi tutte le attività gravitano direttamente o indirettamente sul turismo. È evidente che in questo momento noi stiamo preparando la partenza perché non possiamo farci trovare non pronti, quindi sicuramente la fase della promozione del nostro territorio che non deve avere momenti di discontinuità perché noi abbiamo 60% di turismo italiano, 40% di turismo straniero che vorremmo tenere, come dire, in contatto anche durante questo periodo per far vedere che questa città comunque sta progettando, sta realizzando piste ciclabili, sta quindi andando avanti nelle sue opere pubbliche che la connotano come città della salute non da adesso ma da sempre. Quindi anche il tema della salute dovremmo interpretarlo bene perché è un tema per il quale Abano Terme è famosa e anche perché sarà uno degli argomenti più sensibili alla ripresa delle attività dove anche i turisti vorranno avere sicurezza nel luogo in cui andranno, negli alberghi che sono presidi comunque sanitari certificati e pertanto credo che abbiamo delle buone carte da giocarci nella ripartenza. Noi come amministrazione faremo la nostra parte come promozione del nostro territorio con proprio un'evidenziazione della città della salute che vorremmo proporre con forza alla ripresa delle attività. Non so se ha sentito prima, sindaco, il governatore diceva, ha dato mandato ai direttori generali per sentire gli operatori turistici e vedere quali necessità hanno. Cosa pensa? Sì, io l'ho sentito e mi trovo d'accordo su una normativa ad hoc per il settore turismo perché è uno dei settori più importanti che abbiamo, serve una normativa dedicata perché sia in fase di avvio delle attività, quindi tutta la parte di sicurezza dei luoghi di lavoro, dei lavoratori, sia la parte di promozione che l'assessore Caner ha garantito ci sarà e avrà una forza proporzionale anche allo stacco che abbiamo avuto, allora questo è un aspetto sul quale noi confidiamo molto, al quale noi aggiungeremo una comunicazione nostra peculiare delle terme che sono, ricordo, la città di... Allora, noi abbiamo un bacino termale Oganeo che è il più grande d'Europa e la città di Abano Terme è la 25esima città in Italia per numero di presenze turistiche, quindi è evidente che dovremo fare la nostra parte trainati da una grossa campagna di comunicazione che la Regione Veneto sicuramente si appresta a fare. Dopo questa emergenza mondiale, perché è un'emergenza mondiale, come si sta preparando Abano alla ripresa del turismo? Allora, noi abbiamo tutti gli imprenditori che tra l'altro avevano in questi 2 anni ristrutturato molti i loro alberghi, quindi reparti cure nuovi di zecca, insomma attività di investimento importanti sulle strutture. Quindi credo che questo abbia una sua importanza perché poi, ripeto, le abitudini di chi verrà a visitare il nostro territorio, magari cominceranno prima gli italiani, probabilmente avranno per scegliere, avranno come dire, chiederanno sicurezza, chiederanno un certo tipo di qualità che noi abbiamo già. E quindi su questo aspetto mi sento moderatamente ottimista
proprio perché lo facciamo da sempre, mettiamo la salute al centro da sempre, non certo da ora. È evidente che noi dobbiamo avere anche delle date presumibili, certe, perché gli imprenditori, nessuno degli imprenditori nostri ha mollato pur nella grande difficoltà che stanno attraversando, perché tutti sono convinti che la stagione precedente, che era il 2019, si era conclusa con un segno più, addirittura nelle presenze, in un anno non particolarmente felice per l'Italia. Quindi, e anche i primi 2 mesi dell'anno erano partiti alla grande, tant'è che gli alberghi avevano il pienone fino a giugno. Quindi la nostra località ha un brand conosciuto e a mio avviso il tema della salute noi dovremmo interpretarlo magari con strumenti nuovi, ma senza inventarci nulla di fatto. Gli alberghi, sentivamo anche in altre località, insomma, stanno cambiando molto, nel senso proprio anche a livello all'interno, non più, non so, le colazioni tutti insieme, insomma, come si sta attrezzando? Allora, ad Abano abbiamo alberghi abbastanza grandi, nel nostro bacino termale tutti gli alberghi sono spaziosi, quindi credo che il tema dello spazio sia un tema sicuramente affrontabile, con le dovute cautele, ma ampi spazi verdi, ampie metrature, quindi non abbiamo alberghi piccoli. E questo potrebbe essere un altro aspetto da evidenziare, perché adesso vediamo, almeno in fase di avvio della nuova ripartenza, che metrature, distanziamenti sociali, quelli sono aspetti che permarranno ancora per molti mesi, e quindi forse saranno agevolate le strutture grandi che avranno spazi a disposizione, sale molto capienti, dove probabilmente organizzare la ricezione dei turisti in un certo modo. Lei prima ci diceva, ovviamente dobbiamo avere almeno una data per capire che speranza avete? Guardi, allora, io sono ottimista per natura, a me basterebbe per settembre come turismo essere operativo, almeno all'inizio operativo. Sappiamo che non è facile, perché con tutto quello che sentiamo non è un aspetto semplicissimo, però io confido almeno per settembre di avere, magari con gradualità e con attenzione alle misure di prevenzione, un via libera che possa consentirci perlomeno di ripartire. Dopodiché è anche vero che il turismo, anche se viene dato il via libera alla ripartenza, dovrà fare i conti con altre dinamiche, quindi con dinamiche dove il turismo straniero probabilmente lo vedremo il prossimo anno, non quest'anno, mentre gli italiani è più facile che privilegino le località dedicate alla salute come la nostra, che danno delle garanzie in questo senso. Quindi punterete più sul turismo italiano, perché penso che quello straniero per il momento... Allora, noi ci apprestiamo a fare promozione anche nel mercato tedesco, perché da 2 anni che le facciamo e continueremo, proprio per mantenere calda la linea di comunicazione con i turisti anche di lingua straniera. Ma se dovessi scommettere qualcosa, penso che saranno per primi gli italiani a ritornare nella nostra città. Comunque si parlerà per settembre o anche per quest'estate forse? Io l'estate la vedo un po' più dura, però a me basterebbe essere operativi da settembre, perché tra l'altro coincide con la stagione comunque settembre-dicembre, dove abbiamo un buon flusso storicamente di presenze, di arrivi turistici, per cui devo dire, se fosse così non mi dispiacerebbe, ecco. Sindaco, io la ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci spiegato. Poi un'ultima domanda, com'è la situazione lì ad Abano? Ma qui ad Abano naturalmente abbiamo, tra l'altro, non tantissimi contagiati, è un territorio insomma che si è difeso bene, le persone rispettano le regole per la maggior parte. Certo, abbiamo utilizzato anche i droni, la tecnologia per controllare il territorio. Diciamo che tutto sommato, salvo qualche sporadica eccezione, abbiamo una buona risposta sia dall'imprenditoria sia dai cittadini. Adesso dobbiamo avere una data certa per organizzare la ripartenza. Ecco, il fatto che oggi il governatore abbia anche un po' annunciato
forse qualche cosa si potrebbe aprire prima del 4 maggio, anche come attività, non è male. Ma allora bisogna fare un distinguo. Noi adesso abbiamo parlato della parte alberghiera, certo, che sarà l'ultima. Certo, ovviamente. È evidente che noi ci aspettiamo già da maggio che gli esercizi commerciali, certo, ripeto, gradualmente, ma almeno abbiano la possibilità di riaprire, perché altrimenti trasformiamo un'emergenza sanitaria in un'emergenza economica, e che non saprei dire quale cosa è più grave delle due. Quindi è vero che saranno i medici a dirci quando ripartiremo probabilmente, ma il come ripartire dobbiamo pensarlo adesso. Grazie Sindaco, davvero grazie, le auguro buon lavoro e ci vedremo sicuramente anche nelle prossime giornate per fare il punto della situazione. Grazie. Io vi ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, grazie Sindaco. Dunque avete sentito, insomma, si spera che qualcosa si possa muovere anche proprio soprattutto a livello turistico, almeno per settembre, insomma, perché il settore turistico, come l'abbiamo detto più volte nel corso delle nostre edizioni, comunque è un settore che sta davvero in grandi difficoltà, e non solo, ovviamente anche tutto il lato commerciale, insomma, parliamo anche dei negozi e degli imprenditori. Oggi appunto Luca Zaia diceva: se ci sono i presupposti ovviamente di natura sanitaria e del mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si potrà aprire tutto, e questo appunto l'ha detto questa mattina con un grosso respiro di sollievo probabilmente da parte di molti esercenti e molti negozianti. Dice: a me risulta che questo lavoro si stia facendo anche a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività possano essere anche messe in una griglia di partenza, appunto come abbiamo detto prima, forse anche prima del 4 maggio, quindi bisognerà ora attendere e capire come sarà adesso il contagio, come se questa curva continua a rimanere stabile con qualche innalzamento, ma insomma che rimanga stabile, insomma forse qualcosa potrebbe ripartire. Se la regia ce l'ho pronto, io vi proporrei il servizio che abbiamo fatto sull'ospedale di Treviso, dove il direttore di microbiologia Rigoli diceva comunque insomma bisogna bisogna stare proprio in allerta, non bisogna abbassare mai la guardia, e parlava appunto anche di nuovi tamponi, e il primo tampone è proprio effettuato proprio in casa nel Veneto. Sentiamo. Non bisogna abbassare la guardia. In microbiologia a Treviso si lavora 24 ore su 24 per rispondere a tutte le esigenze. Rimane ancora il problema della mancanza di reagenti per i tamponi, ma un passo avanti è stato fatto. La ricerca non finisce, tanto che Treviso sta andando avanti, e per sopperire alla riduzione dell'approvvigionamento dei test si è dato da fare, quindi siamo riusciti a fare il primo tampone in casa, nel senso che in Veneto, e quindi questo ci consente di essere sganciati dai produttori. Ma questo non è tutto, spiega Rigoli. Continuiamo a testare nuove situazioni. Questa notte, perché non ci fermiamo, non sa neanche il direttore, l'ho portato adesso, questa notte abbiamo testato questo sistema che dà la risposta in biologia molecolare in 40 minuti, ed è lo stesso sistema che noi abbiamo utilizzato per la biologia molecolare quella volta della tubercolosi a Motta. Quindi non ci fermiamo né di giorno né di notte sulla routine e anche sulla ricerca, perché questo è il punto. Sul fronte pazienti positivi nella Marca, ad oggi i casi hanno superato i 1500. Il nostro modello, ha spiegato il direttore sanitario Livio Dalla Barba, prevede che una buona parte di pazienti positivi rimanga a domicilio. Si tratta ovviamente di persone con sintomi modesti, anche perché dall'AIFA è arrivata un'importante autorizzazione. C'è la possibilità di attuare anche a domicilio una terapia, ovvero sia la somministrazione di idrossiclorochina. Come ho spiegato anche in altre circostanze, è un farmaco che ha proprietà antinfiammatorie e inibisce la replicazione virale. Non ultimo, tramite richiesta dei medici di famiglia si potrà effettuare il test diagnostico. Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, ma adesso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica garantisce l'esecuzione del test diagnostico
a tutti coloro che al domicilio, su richiesta del medico di famiglia, sono rimasti con qualche giorno di febbre febbricola e puntualmente adesso il test viene fatto. Questo virus non ci ha abbandonato, ripetono, bisogna rispettare le regole. Ed ora una notizia che arriva da Verona, nuovi casi di contagio da coronavirus nel carcere di Verona. A segnalarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, che nei giorni scorsi ha presentato un esposto alla procura di Verona denunciando la situazione dell'istituto di pena, nonostante i dati al ribasso forniti dall'amministrazione penitenziaria, secondo cui i contagiati tra poliziotti e detenuti non sarebbero 50 come da noi sostenuto, ma 42, omettendo di comprendere e quindi conteggiare il personale sanitario. Siamo costretti ad intervenire ancora, dice Di Giacomo, perché la situazione è di fatto sfuggita di mano. C'è bisogno di un piano straordinario che preveda innanzitutto l'invio di un comandante, tenuto conto che da troppo tempo il comando è nelle mani di un ispettore. Notizia che oltretutto avevamo anche fornito alcuni giorni fa appunto sul carcere di Verona, che era in difficoltà. E da Roma invece la notizia è che è al via oggi in Commissione Cultura al Senato l'esame del decreto scuola, tanto atteso ovviamente perché studenti, docenti, professori insomma stanno cercando di capire che cosa accadrà da qui a maggio, a giugno e soprattutto poi per chi ha gli esami. Alla luce delle tante richieste e della delicatezza delle decisioni da prendere abbiamo deciso di avviare una serie di audizioni informali in videoconferenza, dice il Presidente della Commissione, il senatore della Lega Mario Pittoni, spiegando che il termine per le richieste scade domani alle 20. In ufficio di Presidenza si valuteranno tutte le domande, tante quelle già pervenute. La relazione illustrativa del provvedimento è stata data per illustrata dalla relatrice e consegnata a tutti i componenti della Commissione, conclude. E ovviamente questo è un tema che tutti stanno cercando di capire, perché le scuole, gli insegnanti stanno cercando di, anche le presidi e tutto, stanno cercando di capire come affrontare poi la fine di quest'anno, gli esami e soprattutto poi l'inizio di quello che sarà il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda invece, ne abbiamo parlato oggi con un veterinario, per quanto riguarda invece gli animali domestici, perché poi il problema è anche quello degli abbandoni. La gente ha paura che attraverso gli animali domestici si possa trasmettere il virus, cosa che è stata esclusa dai veterinari, però è in atto adesso uno studio a Vo, vi ricordo Vo che è il primo cluster in Veneto con la prima persona contagiata da coronavirus sui gatti di casa, e a parlarcene ne abbiamo parlato insieme a un veterinario, Cattarossi Diego. Ne abbiamo parlato oggi, questa mattina, nel corso della nostra edizione straordinaria con Francesca Bozza. Sentiamo. Dottore, un'ultima battuta, le leggo questo che è un'ANSA. Dopo aver sottoposto a tampone per 2 volte i 3.300 abitanti, adesso gli scienziati padovani analizzeranno i gatti di Vo Euganeo. Vo Euganeo e Vo, primo cluster in Veneto, primo focolaio dove venne fuori il primo caso di Covid-19 in Veneto, primo focolaio italiano insieme a Codogno. Un'equipe composta da 4 ricercatori dell'Università di Padova e da un collega dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei servizi veterinari della regione, effettuerà un test sierologico sul sangue dei gatti domestici per cercare gli anticorpi alla malattia. E questo degli anticorpi nei gatti è un po' una strada che stanno seguendo vari scienziati per cercare di capire perché i gatti sono immuni o comunque eventualmente riescono a guarire in modo autonomo, e da qui magari anche arrivare ad un vaccino. Che cosa ci può dire di questa cosa, insomma, dalle sue conoscenze, dottore? Intanto mi inorgoglisce molto che siano dei veterinari in prima linea a studiare questo virus. Ho letto quest'ANSA e i nomi sono assolutamente di grandissimo prestigio sia all'università sia nello zooprofilattico. È molto interessante perché il gatto ha già il suo coronavirus,
Quindi noi dobbiamo partire da una medicina molto integrata in cui conosciamo già infezioni che avvengono in altri mammiferi e cerchiamo di creare un parallelismo con questi nuovi coronavirus che ci stanno colpendo. Segnalo che il test sierologico sta a indicare un contatto con il virus, quindi qualora le persone si trovassero a Boio Ganeo col gatto sieropositivo, anche in quel caso non c'è motivo di abbandonarlo, perché una positività sierologica significa che quell'organismo è venuto a contatto col virus. Può essere che non abbia sviluppato malattia, può essere che non lo stia eliminando. Ecco, queste esperienze sono fondamentali e segnalo anche, lei sicuramente lo saprà, che un nostro collega italiano ha depositato negli Stati Uniti un nuovo brevetto, stanno provando dei trials di nuove terapie che partono proprio dallo studio del coronavirus nel gatto, quindi speriamo che dallo studio integrato della medicina veterinaria e della medicina umana si possa aggiungere rapidamente a nuovi protocolli terapeutici e soprattutto vaccinali. E questa mattina, proprio nel corso della conferenza stampa di Luca Zaia, l'assessore Lanzarin ha parlato anche delle aziende che sono state controllate ovviamente per verificare che tutte le norme di sicurezza per la protezione dei lavoratori siano state messe in atto. Dall'inizio di questa emergenza sono state 230.868 i lavoratori controllati, con aziende sono 5.403 nel Veneto e oggi ha detto non ci sono state grosse irregolarità, solo qualche osservazione, tutto sommato dice possiamo ritenerci soddisfatti. Ovviamente questi controlli, l'aveva detto anche ieri nel corso della conferenza stampa il direttore generale Francesco Benazzi dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, continueranno ad essere monitorate le aziende, soprattutto ora che cominciano a riaprire, insomma, per verificare appunto che vengano rispettate il più possibile le norme e quindi i lavoratori siano soprattutto in massima sicurezza nel lavoro, questo anche ovviamente per evitare ulteriori contagi ed evitare insomma che ci siano ulteriori focolai. L'assessore Lanzarin oggi ha parlato anche delle case di riposo, quindi della situazione in Veneto, dei tamponi e come alla fine com'è andata. Sentiamo le sue parole. 330 le case di riposo e di cura ad oggi monitorate nel Veneto con test rapido e successivo tampone per la diagnosi. Con i suoi 34.355 anziani ospiti registra tra i 26.368 monitorati positivi al Covid-19 il 5,8% dei casi. Percentuale che quasi si dimezza con il 3% dei positivi invece tra i 30.137 operatori, tra dipendenti ospedalieri, addetti alle pulizie e servizi mensa. Percentuale in entrambi i casi che rappresentano esattamente la metà del dato nazionale, come riportato nelle scorse ore dall'assessore di reparto dall'unità di crisi di Marghera. Abbiamo un dato che è quasi al 100%, adesso vi spiego perché. Ci sono 3 aziende che sono un po' in ritardo, che sono, e ve lo dico subito, le 2 vicentine, quindi la 7 pedemontana, la 8 berica e la 9 scaligera. Le altre invece, quindi dalla 1 alla 6, insomma dalle Dolomiti fino alle Euganee, hanno già fatto i tamponi sul 100% degli ospiti e dei lavoratori, che ricordiamo sono gli operatori diretti ma anche quelli non diretti all'interno delle strutture. Ad oggi resta sempre drammatica la conta dei decessi complessivi, con la maggioranza che tristemente si registra proprio nelle case di riposo. Quindi rispetto ai decessi complessivi, 391 sono i decessi all'interno delle strutture per anziani. Di questi, insomma, non abbiamo la contabilità proprio precisa, ma circa 150, dai 150 sono decessi in ospedale, 150, 180, il rimanente in strutture, più o meno un po' più, diciamo un 60% in strutture e un 40% in ospedale, insomma più o meno è così la percentuale. Prima di dare la pubblicità, una notizia che arriva da Roma importante per le violenze contro le donne. Il Covid-19 ci costringe a stare a casa, ma se per te e per i tuoi figli è solo un luogo di violenza e paura, potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti, chiama l'1522
oppure scarica l'app per chattare in sicurezza con l'operatrice Libera Poi. Lo scrive in un tweet Palazzo Chigi, rilanciando una clip sulla lotta alla violenza sulle donne. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione straordinaria che vi accompagnerà fino alle 18:30, poi ci sarà il telegiornale del Veneto. Ed ora parliamo invece via Skype con Paola Roma, presidente della conferenza sindaci dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, che vedo già nello schermo. Buonasera. Buonasera Daniela, e grazie del lavoro che fate anche a tutti i tuoi colleghi. Grazie. Paola Roma, si parla di progetti per i disabili, sappiamo che questo è un argomento caro ed importante perché sono le persone che si sono trovate maggiormente in difficoltà in questo periodo. Sì, certo, chiaramente con la chiusura dei CEOD non è stato possibile seguire di quel tipo di attività, ma comunque ricordiamo che sia per l'area salute mentale, disabilità adulta, dipendenze e anche per l'area minori hanno continuato i nostri operatori a telefonare e ad avere i contatti con i casi che venivano seguiti. La novità sta appunto che i progetti che erano stati presentati alla Regione sono stati autorizzati e quindi demanda chiaramente agli enti gestori in collaborazione con l'azienda sanitaria di farli partire. Questo perché? Proprio perché c'è un contingentamento, una modalità che deve essere con un rapporto 1-1 e quindi è necessario andare ad individuare con gli enti gestori le modalità più idonee nel rispetto chiaramente del droplet piuttosto che di tutti i DPI che devono essere messi a disposizione. Ricordiamo tra le altre cose che comunque chiaramente il supporto telefonico è sempre rimasto attivo, ma questo significa andare un po' oltre e quindi cercare di attivare delle progettualità un po' più importanti. Chiaramente il dialogo è già interloquito tra l'azienda sanitaria e gli enti gestori e quindi si potrà poi nei prossimi giorni dare delle informazioni in più rispetto a questo, che quindi riguarda tutto quello che è il bilancio sociale che è a carico dei nostri comuni e che costantemente teniamo monitorato proprio perché sono quei servizi che si erogano con la quota capitaria che ciascun comune versa all'azienda sanitaria per le funzioni delegate, tra cui queste. Ecco, ieri appunto durante la conferenza stampa di Francesco Benazzi si parlava proprio di sgravare un po' le famiglie e quindi cominciare a riattivare questi centri piano piano, insomma trovare una soluzione per garantire la loro sicurezza, però cercare di farli magari arrivare o a scaglioni, insomma trovare una soluzione. Esattamente Daniela, la volontà è proprio quella di creare con gli enti gestori delle situazioni che mettano chiaramente in tranquillità l'operatore che deve interloquire con il ragazzo, ma anche la stessa famiglia e il ragazzo, cercando di mantenere le distanze, rispettare le regole rispetto ai contatti con le persone, ma anche chiaramente scaglionarli nelle strutture in maniera da evitare quel discorso dell'assembramento e comunque contenendo in un rapporto 1-1 che sarebbe quello un po' più privilegiato, ma questo chiaramente è una indicazione che con gli enti gestori dobbiamo prendere nel rispetto dei loro operatori che, ribadiamo, hanno continuato anche loro il servizio e nel rispetto chiaramente anche dei nostri utenti. Ecco, come tempistiche per poter riaprire qualcosa, quanto potranno le famiglie poter vedere qualcosa di aperto, insomma, come centro? Ci vorrà del tempo e chiaramente sarà contingentato chiaramente all'inizio con tutte queste precauzioni che con gli enti gestori stiamo andando a mettere a punto, proprio perché è chiaro, dovrà essere un work in progress, è chiaro che non potrà essere un pronti via, ma lentamente, gradualmente arrivare a una condizione di normalità. È chiaro che già il supporto anche telefonico che viene fatto dai nostri operatori darà anche già delle indicazioni rispetto a queste, oltre ai vari supporti che già anche i vari enti gestori con le attività che hanno fatto, il centro per la famiglia piuttosto che la parte degli autistici, sono una serie di interventi che già hanno anche attivato loro rispetto a questo, quindi chiaramente sarà un concertare insieme, è necessario farlo perché serve la buona volontà di tutti, come anche nelle cose che noi come amministrazioni cerchiamo di dare come risposte ai cittadini e far ripartire gradualmente alla normalità. Ecco, sul fronte invece case di riposo, ieri si era detto proprio con il direttore generale, insomma, abbiamo terminato tamponi, kit, insomma, nelle case di riposo si sta continuando adesso per quanto riguarda i centri per disabili, eccetera.
Certamente, infatti quelli che si andrà a continuare sono proprio quelli sia per i disabili ma anche la salute mentale e le tossicodipendenze. Qui si andrà appunto in un work in progress anche con loro. È chiaro che rispetto ai tamponi fatti, anche rispetto alle percentuali che sono state date dall'assessore Lazzarini, sono dati importanti quelli dell'azienda ULSS 2, che chiaramente rispecchiano un numero di tamponi molto importante, tra i più alti, e anche con dei riscontri rispetto alle percentuali dei contagi di un certo tipo molto basso, nel senso sia rispetto agli ospiti, che parliamo in una media del 3%, ma anche rispetto agli operatori del 2%, e quindi non dimentichiamo, e ringrazio, quello che è stato fatto come attività di rispetto dei DPI, ed è un'attività fondamentale, attività che ogni struttura adesso all'interno del piano di sanità pubblica che è stato richiesto dalla Regione Veneto andrà a individuare un primo monitoraggio della situazione, poi c'è tutto un piano di azione, di suddivisione rispetto a quelli che sono i DPI degli operatori, ma anche rispetto alla suddivisione degli ospiti, diciamo dagli ingressi piuttosto che a chi pazienti asintomatici o non asintomatici, ma poi tutta la gestione del personale e più in generale un'attività di monitoraggio, perché non dimentichiamo che l'attività della task force, che è stata importante, che è nata fin dall'inizio, quella delle case di riposo, ha permesso di avere dei dati epidemiologici importanti anche nel contenimento della situazione, e l'importanza anche della task force è stata data anche da chi ne compone, dai medici di medicina generale che poi sono intervenuti anche con i medici delle strutture, dagli infettivologi. Quindi dico, l'azienda sanitaria ha dato una risposta molto importante con questa task force, che ha permesso di tenere monitorato sempre e costantemente la situazione dei nostri ospiti, informando poi noi sindaci dell'andamento della situazione. Quindi direi che nel complessivo ringrazio davvero anche le case di riposo, perché con i loro operatori, ma non solo da parte infermierista e gli operatori sociosanitari, ma anche fisicamente chi fa le pulizie all'interno delle case di riposo, dei nostri centri disabili, dei nostri centri servizi, ma soprattutto anche dei nostri comuni, possiamo dirlo, perché anche queste sono persone che potrebbero essere fondamentalmente dei soggetti che possono avere un contagio, e quindi chiaramente l'utilizzo dei DPI e delle tecniche importanti ci permetteranno all'interno di questo piano di sanità pubblica di avere l'analisi del rischio corretta, suddivisa nelle varie strutture. A parte qualche casa di riposo, insomma, che si è trovata in estrema difficoltà nel Padovano, ma anche nel Trevigiano, insomma, tutto sommato la situazione sta rientrando, è maggiormente sotto controllo. Certo, sicuramente una buona e importante situazione è stata data proprio dall'interloquire con l'azienda sanitaria, che ha permesso anche di mettere a punto degli interventi, delle modalità, delle strategie che sono risultate fondamentali nella gestione del rischio. Non dimentichiamo appunto che la task force attiva in queste modalità ha dato dei risultati molto importanti. Non dimentichiamo poi dall'altra parte tutto quello che è il lavoro invece di sorveglianza attiva che fa il servizio igiene e sanità pubblica per tutto il resto della collettività. Non dimentichiamo il lavoro che viene fatto alla Madonnina di Treviso, non solo con le telefonate da parte del servizio igiene e sanità pubblica, da tutte gli operatori e tutte le assistenti sanitarie che fanno i tamponi, e quindi veramente un lavoro importante sul territorio, ma l'importante è anche il lavoro che fa l'ADI, anche l'assistenza domiciliare integrata dell'azienda ULSS 2, che va ad integrarsi con quella che è l'assistenza domiciliare che noi comuni eroghiamo ai nostri cittadini, che è una parte che si integra perfettamente con l'altra. Chiaramente se non ci fosse stato il contatto tra il territorio, quindi tra i vari direttori di distretto e tutta la parte territoriale, chiaramente non avremmo dato quelle risposte che stanno arrivando ai nostri cittadini. Tra le altre cose anche per la consegna dei farmaci, al di là dell'importante lavoro che noi comuni, ognuno di noi ha attivato per la consegna dei farmaci a domicilio, c'è stata la disponibilità della Croce Rossa, che c'è tuttora col numero verde, per portare a casa, a domicilio, quei farmaci che arrivano direttamente dall'ospedale, e che si tratta per certi soggetti malati di SLA più che anche altri tipi di farmaci che vengono erogati, quindi davvero un'attività di coordinamento a 360 gradi. Ecco, oltretutto si diceva che ripartiranno, si spera insomma a breve, anche tutte le altre attività dell'ospedale, anche i famosi centri Covid, Vittorio Veneto piuttosto che il San Camillo, insomma si ripartirà anche, la gente stava aspettando, molti probabilmente erano anche in attesa di avere interventi particolari, quindi si dovrebbe riprendere anche questa attività. Certo, tra le altre cose anche magari facciamo un ricordo anche di quelli che sono le esenzioni. Allora, per esempio, per il rilascio delle esenzioni ticket per patologia,
e queste sono comunque notizie che potete trovare nel sito di tutti i nostri comuni perché le abbiamo condivise tutte, oltre che dell'azienda sanitaria, l'esenzione viene spedita a casa direttamente via mail, oppure la proroga dei certificati di esenzione per condizione economica 7R2, 7R4, 7R5, 7RQ che vengono prorogati di un anno, oppure la tessera sanitaria che automaticamente quelle che scadono adesso andranno a scadere al 30 di giugno, quindi anche questi sono servizi per i quali i soggetti venivano. Punti prelievi, anche in questo caso sostanzialmente in maniera contingentata sono stati individuati quali erano i punti per poter accedere al prelievo, come invece il cambio medico viene fatto, anche la scelta del medico viene fatta già in via telematica, già era una cosa che era già partita prima. Un'altra cosa, per esempio, anche il centro unico prenotazioni, quindi la disponibilità dei CUP per telefonare rispetto a questo, il ritiro dei referti online e l'invio a domicilio, anche su questi sempre all'interno del sito dell'azienda ULSS 2, oppure quelle che sono le nuove iscrizioni al servizio sanitario o le domiciliazioni, nuovi nati, trasferimenti da altre ULSS, domicili sanitari. Ecco, anche in questo caso tramite la mail dell'azienda sanitaria, che appunto, ripeto, queste informazioni sono nei siti di tutti i nostri comuni, chiaramente scadeva ieri la notizia ed è ripartita oggi anche per i punti prelievi, la trovate nell'azienda ULSS 2 ma anche nei siti dei nostri comuni che abbiamo condiviso puntualmente tutte le informazioni che l'azienda sanitaria ci dava. Riguardo invece, ci dicevi, al bando o la proroga? Sì, allora rispetto al bando, quello per la procedura speciale di acquisizione di manifestazioni di interesse per infermieri e operatori sociosanitari, l'azienda sanitaria ha prorogato al 20 di aprile la scadenza di questo bando, quindi chi è interessato c'è fino al 20 di aprile la possibilità di accedere, ripeto, per le figure di infermiere e operatore sociosanitario per la manifestazione di interesse come procedura speciale di acquisizione di personale. Parlando invece del tuo comune, Paola, mercati cittadini, si ricomincia anche questo, un po' alla normalità pian piano ci si sta riavviando? Sì, guarda, oggi poche ore fa ho firmato l'ordinanza, domani in una delle frazioni a Negrisia e sabato a Ponte di Piave. Come diceva il governatore Luca Zaia, è un senso di fiducia, quindi avremo solamente mercato alimentare. Ho invitato i cittadini, chiaramente, oltre alla mascherina, i guanti, il droplet di distanza, però avremo ai varchi la protezione civile e la polizia locale. Li invitiamo a essere rispettosi delle regole, il che significa dargli fiducia, ma chiaramente devono rispettare quelle piccole regole. Tra le altre cose abbiamo pensato di dare un'ulteriore possibilità ai cittadini, qualora avessero smarrito la mascherina o si fosse rotta, quella che è stata portata a casa dalla nostra protezione civile a tutte le famiglie, di fornirgliela prima di entrare al mercato. Quindi c'è un'altra modalità che grazie alla Regione Veneto, quelle che abbiamo ancora a disposizione vengono date ai cittadini. Chiaramente quello delle frazioni sarà più piccolo, ma chiediamo che nel senso di fiducia con cui è stata fatta anche questa ordinanza, i cittadini in maniera rispettosa rispettino le regole, a loro come chiaramente agli esercenti ai quali abbiamo chiesto di rispettare le regole rispetto alle varie anche distanze di sicurezza e quant'altro. Quindi abbiamo creato con la protezione civile la modalità dei varchi proprio per dare la possibilità in maniera ordinata, quindi dare fiducia ai cittadini, così come lo sta dando il governatore Luca Zaia con l'ordinanza che è stata fatta, ma avendo veramente il rispetto delle regole. Paola, adesso ci stiamo avvicinando, anzi siamo già nelle belle giornate di sole, è da poco anche passata Pasqua, la situazione Piave. Allora, paura che ci siano le famose scampagnate? Ecco, per fortuna anche nell'ordinanza è stato ribadito che non devono essere fatte le scampagnate, è stato ribadito anche quello che era un po' il problema emerso, se vuoi, nella Pasqua e nella Pasquetta, cioè che a livello di condomini si trovassero insieme a mangiare. No, è chiaro il DPCM ed è chiara l'ordinanza regionale, si mangia con la famiglia ma si evitano gli assemblamenti di tutti quanti assieme. Chiaramente sono state fatte delle denunce per chi non ha rispettato le regole e i controlli continueranno ad essere fatti. Ripeto, grazie alla collaborazione tra la polizia locale
e le forze dell'ordine, chiaramente continueremo a sorvegliare e a pattugliare la situazione. Questo diventa un po' più importante nelle situazioni dei condomini, dove magari hanno quelle aree verdi comuni dove non è possibile che ci sia assemblamento, non deve esistere. Chiaramente c'è una fiducia che viene data ai cittadini, vediamo di non togliere questa fiducia, anche perché non dimentichiamo chi è in prima linea tutto il giorno e chiaramente sono il nostro personale medico, infermieristico eccetera, e nel loro rispetto cerchiamo di rispettare le regole. A Pasquetta, non so se te l'hanno chiesto, ma com'è andata alla fine? Perché il Piave insomma era una delle mete più ambite dai trevigiani. No. A Pasquetta è andata bene, tranne l'aver spiegato bene ai cittadini che nei condomini o nei quartieri non ci si trova assieme né a fare aperitivo né a mangiare insieme. Si mangia con i componenti del nucleo familiare. Quindi questo diciamo che sarà una cosa a cui terremo molto, e nonostante anche il discorso dei 200 metri non ci sia più e magari qualcuno abiti vicino a dove c'è l'argine, continueremo a controllare, perché non significa questo che si possono fare assemblamenti, significa che se esce uno e esce anche a più di 200 metri non ci devono essere chiaramente altre persone nelle vicinanze. Altra cosa, oggi il governatore ha detto qualche attività potrebbe riprendere anche prima del 4, una speranza che hanno tutti, e noi abbiamo ricevuto qua da Antena 3 numerose segnalazioni, soprattutto per insomma, negozi, per attività che purtroppo non sono catalogati come più importanti, insomma necessari di prima, e quindi rischiano di andare, che sono le estetiste, le parrucchiere. Lì da voi com'è la situazione? Perché insomma noi riceviamo veramente tantissime chiamate di estetiste e di parrucchiere che sono veramente disperate. Certo, sicuramente da parte loro, ma anche non dimentichiamo la categoria degli edili, ed oggi nel sito della Regione Veneto, che chiaramente tiene costantemente aggiornate le FAQ, e aggiungo ci sono le mail e anche un numero verde di riferimento per porre le domande alla Regione Veneto, che è importante questa cosa, hanno dato un'apertura rispetto al completamento di lavori di installazione o riparazione di impianti tecnologici. Quindi questa è una cosa importante, perché soprattutto per la categoria che è classificata con i codici 43 chiaramente sono quelli bloccati, e chiaramente è una delle richieste che loro hanno fatto giustamente, ma sotto il profilo diciamo di quei lavori che sono considerati all'interno di riparazione degli impianti tecnologici c'è la spiegazione all'interno della FAQ dove dice che come attività funzionale ad assicurare la filiera autorizzata, quindi gli impianti tecnologici, può essere fatto, però è necessario comunicare alla prefettura come previsto dall'articolo 2,3 del DPCM. Chiaramente questa è presente nel sito di tutti quanti i nostri comuni, ed è importante che i cittadini tengano controllato all'interno del sito della Regione, c'è il link rispetto a queste FAQ che diventano fondamentalmente importanti anche per dare molte risposte rispetto a quelle che non si trovano nelle FAQ del DPCM del Ministero, quindi sono collegate all'ordinanza della Regione Veneto e quindi del Presidente Luca Zaia. Paola, al termine di tutta questa emergenza ancora la luce non la vediamo proprio del tutto, insomma un po' meglio stiamo andando, però insomma sarà ancora lunga la strada per arrivare a una cosiddetta normalità, ma che cosa rimarrà di tutto questo? Beh, intanto rimarrà un senso, credo, di responsabilità importante dei cittadini. Credo che quel senso di comunità che mancava, spero che continui ad esserci, perché quello che stiamo vedendo adesso è un avvicinarsi non solo delle imprese ma delle famiglie a fare comunità, e questo mancava nelle nostre comunità, e spero che non si dissolva questo, perché il senso di solidarietà e di presenza e di risposta a tutti quanti, dai più piccoli, dai ragazzi che chiaramente sono rimasti per primi a casa da scuola, piuttosto che ai nostri disabili, alle famiglie, alle imprese, credo che questo sia la cosa importante. E poi permettimi di dire anche Daniela, al senso di squadra con tutti i colleghi sindaci che abbiamo vissuto in prima persona, e credo che il fatto di stare uniti e insieme cercare di supportarci e sopportarci all'interno dell'emergenza con l'azienda sanitaria, con la prefettura, con le forze dell'ordine, con la questura, perché a tutti quanti va un plauso, perché davvero insieme abbiamo cercato di dare risposte puntuali e precise ai nostri cittadini,
chiaramente mettendoci in discussione tutti quanti, e quindi credo che questo spirito di squadra sia la cosa fondamentale per tutti quanti noi. Grazie davvero Paola, grazie per essere stata con noi. Ci rivedremo sicuramente anche nei prossimi giorni, perché ci aggiornerai poi su tutte le novità riguardanti anche la ASL, tutte le novità riguardanti i servizi e soprattutto i progetti per disabili, sperando che appunto riaprano questi centri per alleviare insomma le famiglie che sono davvero ormai, penso, allo stremo. Grazie davvero Paola. E grazie a voi e grazie per il servizio etico e morale che fate, perché c'è anche questo che riguarda far stare tranquille le nostre comunità e dare delle informazioni puntuali e precise. Grazie. Grazie a te Paola e buon lavoro. Grazie. Grazie. Dunque, adesso invece ci spostiamo a Treviso, in realtà a Valdobbiadene, perché lunedì prossimo ci sarà una nuova distribuzione di buoni alimentari per i cittadini in difficoltà economiche. L'appello del sindaco: non vergognatevi di chiedere aiuto. Questo virus ha colpito tutti, ha colpito anche me, insomma non ho nulla di cui vergognarmi per le difficoltà che sto passando, che sono infinitamente minori rispetto ad altre persone, ma non mi vergogno a dire che anch'io sono in difficoltà. E questa è l'altra faccia del contagio, quella che ogni giorno sta diventando sempre più evidente. Anche in aree della Marca dove fino a ieri sembrava impossibile che anche un sindaco potesse trovarsi in difficoltà economiche. Ma è una situazione che accomuna gran parte delle partite IVA, dei piccoli professionisti, di settori oggi fermi nella produzione e bloccati nella filiera di pagamenti. Ma c'è di tutto, abbiamo dal single alla famiglia con 6 persone nel nucleo familiare. E chi è che è finito maggiormente in difficoltà? Sono le persone che avevano un lavoro autonomo, per cui non hanno un'entrata, soprattutto nel mese di marzo e di aprile, si sono trovati senza un'entrata a sostegno della propria famiglia, quindi generalmente sono nuclei familiari con un solo reddito, e quel reddito è venuto a mancare in questi mesi. Quello che invece non si ferma è il flusso delle spese fatte di bollette, affitti, ma anche dell'aumento dei bisogni alimentari. Ma qui c'è tanta dignità che impedisce di chiedere. E allora è il Comune che con discrezione si fa avanti caso per caso, famiglia per famiglia, con un appello per la scadenza di lunedì prossimo. Molti non hanno fatto domanda di questo buono alimentare, per questo noi lo abbiamo suddiviso in 2 tranche. La prima è scaduta il 7 aprile, la seconda scadrà il 20 aprile e quindi mi aspetto che nei prossimi giorni ci siano altri a fare richiesta, perché ripeto non c'è nulla di cui vergognarsi. Ed è davvero tutto per questa edizione straordinaria. Vi do appuntamento fra qualche minuto per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie davvero di averci seguito e buona serata.